52enne in bici sferrandole 2 pugni in pieno volto per rubarle la borsa. È accaduto a Sacile. Identificati i 3 rapinatori, sono tutti trevigiani. Delitto Ceschin, 1 milione di euro e case a Santo Domingo, la ricompensa promessa dall'ex marito ai sicari ingaggiati per uccidere la 72enne di Conegliano, i dubbi della figlia sugli errori nelle indagini. Aperta un'inchiesta da parte della Procura di Pordenone sulla morte sul lavoro a Fiume Veneto del 68enne di Fontanelle, Ivo Bellotto. L'ultimo saluto ad Elena Agostoni, l'impiegata comunale precipitata in un dirupo al Bosco delle Penemozze. In chiesa oltre 300 persone si sono strette attorno a Chiara e Fernanda, le figlie. Forti piogge nella Marca, nella notte cede una porzione di scarpata della tangenziale ai confini tra Treviso e Paese, circolazione ripristinata nel pomeriggio. Elezioni europee, depositate le liste, tutti i veneti in corsa, a caso Vannacci si allarga la frattura nella Lega, Conte e Zaia ribadiscono perché non lo voteranno. Grande soddisfazione lo scorso fine settimana per gli studenti del Liceo Da Vinci di Treviso, si sono aggiudicati uno dei premi delle Olimpiadi della Cultura con un cortometraggio nei nostri studi di San Biagio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri notiziari. Queste dunque i titoli delle principali notizie di oggi. Cominciamo con la cronaca e la notizia di una aggressione ai danni di una 52enne in bicicletta, aggredita da 3 giovani che le hanno sferrato 2 pugni in pieno volto per rubarle la borsetta. È accaduto a Sacile, sono stati identificati 3 rapinatori, sono tutti trevigiani. Sono stati identificati 3 rapinatori che il 27 ottobre 2023 a Sacile hanno aggredito e picchiato una badante ucraina di 52 anni per portarle via la borsa. A finire nei guai un 35enne di Gaiarina agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla guida dell'auto, un 53enne di Fara di Soligo con precedenti di polizia per reati simili, considerato l'autore materiale della tentata rapina e delle lesioni, arrestato e portato nel carcere di Treviso, ed infine un 50enne di Vittorio Veneto che sedeva sui sedili posteriori della vettura, deferito in stato di libertà. I carabinieri dell'aliquota operativa di Sacile sono arrivati a loro grazie alle testimonianze di persone che hanno assistito all'episodio e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso l'auto, una Seat Ibiza blu, con la quale la banda ha raggiunto Sacile. I malviventi a bordo della macchina quel giorno hanno girato a lungo alla ricerca delle vittime. La prima donna ad essere addocchiata è stata una giovane in sella alla bici che, per sua fortuna, ha svoltato in viale Lacchin nelle vicinanze del comando dei carabinieri. La banda ha quindi desistito ed ha proseguito. Arrivata nei pressi del sottopasso ferroviario, ha notato la badante 52enne che camminava tenendo la bici a mano. Uno dei malviventi è sceso dalla macchina con un cappellino in testa per non essere identificato e ha colto di sorpresa la donna. Dopo averla colpita 2 volte al volto facendole cadere gli occhiali, ha tentato di portarle via la borsa, ma lei ha resistito. Il rapinatore è quindi risalito in auto fuggendo. Tutti e 3 ora sono indagati per concorso in tentata rapina e concorso in lesioni, con l'aggravante di aver commesso il fatto con travisamento. Ed ora l'omicidio di Margherita Ceschin, 1 milione di euro e case a Santo Domingo, è la ricompensa promessa dal mandante, l'ex marito della vittima, Enzo Lorenzona, ai sicari ingaggiati per uccidere la donna. Un compenso da capogiro per i sicari che hanno ucciso Margherita Ceschin quella terribile sera del 23 giugno scorso nella sua abitazione a Conegliano, tramortita con un colpo alla testa e poi soffocata. Per i killer la promessa di 1 milione di euro e diverse case a Santo Domingo. È quanto emerge dall'avviso di chiusura indagini della Procura di Treviso, che ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 dei 6 responsabili dell'orribile fatto di sangue. Il mandante del delitto, l'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, 79 anni, di Ponte di Piave, ora in casa di riposo per motivi di salute, e i domenicani Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 39 anni, considerato uno degli autori materiali dell'omicidio, e Joan Maria Beltre Guzman, 42 anni, l'intermediario. Chiesta l'archiviazione per la compagna di Lorenzon, la domenicana Dilesi Guzman Lorenzo, che potrebbe essere chiamata come testimone dagli inquirenti durante il processo. Stralciate le posizioni di altri 3 indagati. José Luis Matteo Garcia, il secondo esecutore materiale del delitto, arrestato
arrestato in Spagna lo scorso gennaio ed ora in carcere a Belluno, e Joel Luciano Lorenzo, fratello di Sergio Antonio, fuggito forse a Santo Domingo, che la sera del delitto ha fatto da palo, e la fidanzata di Joel, Candy Maria Rodriguez, indagata in concorso in omicidio a piede libero. Lei, ultimo nome entrato in questa inchiesta, sarebbe la persona che avrebbe prelevato José Luis Mateo Garcia alla stazione ferroviaria di Mestre 2 giorni prima del fatto e che si sarebbe fatta carico di distribuire i piccoli anticipi di denaro, circa 900 euro, ai 2 assassini. Prove solide, secondo la procura, che incastrerebbero gli indagati, fra queste le intercettazioni telefoniche avvenute dopo il delitto fra i dominicani e Lorenzon con frasi compromettenti, e poi il biglietto che uno dei killer ha consegnato al compagno di cella per darlo a Lorenzon. Io ti sono fedele, c'era scritto, e poi la richiesta di pagargli la parcella dell'avvocato difensore, e poi quelle parole che suonano come una confessione: mio fratello ha fatto da palo. A scatenare l'odio di Enzo Lorenzone nei confronti dell'ex moglie il mantenimento che l'uomo doveva alla donna, 10.000 euro al mese. Ora si attende l'udienza del Tribunale del riesame. Nuovi risvolti dunque nell'omicidio di Margherita Ceschin. L'avvocato Umberto Saracco, legale di una delle figlie, ha fatto sapere che Francesca, una figlia della vittima, dopo aver preso atto degli ultimi sviluppi processuali, rinnova la massima fiducia verso magistratura ed organi inquirenti ed auspica un celere svolgimento del processo al fine di accertare una volta per tutte la verità sull'uccisione della madre. In questo anno scarso ha preso atto soprattutto dalla stampa di possibili errori da parte del Tribunale di Treviso e vuole augurarsi che questi, ove confermati, non compromettano l'accertamento delle responsabilità e le conseguenti condanne per un fatto per lei e la sua famiglia doppiamente doloroso, visto il coinvolgimento del padre. Francesca aveva vissuto gli ultimi momenti di vita della madre, avendo pranzato con lei e le proprie figlie il giorno prima ed avendola poi sentita per telefono il giorno stesso. Il suo femminicidio è stato quindi un violento strappo vissuto drammaticamente, soprattutto per le modalità brutali con cui l'uccisione è stata perpetrata. Per queste ragioni la figlia confida che la giustizia possa restituire dignità alla memoria della madre. Aperta un'inchiesta da parte della Procura di Pordenone sulla morte sul lavoro a Fiume Veneto del 68enne di Fontanelle, Ivo Bellotto. Dal concertone del 1° maggio a Roma alla manifestazione unitaria dei sindacati a Monfalcone, la morte sul lavoro di Ivo Bellotto, il 68enne di Fontanelle, vittima di un tragico incidente a Fiume Veneto, è stata richiamata a più riprese durante la festa dei lavoratori per citare la grande piaga degli infortuni. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo sul caso, iscrivendo nel registro degli indagati il titolare dell'azienda per cui Bellotto lavorava attualmente, la BM Costruzioni di Fontanellette. L'obiettivo è quello di andare a fondo sull'incidente occorsogli nel cantiere esterno di un allevamento di animali da cortile in via Kennedy, in cui l'uomo sarebbe stato colpito e scaraventato a terra dal braccio della stessa gru che stava manovrando. In paese era molto conosciuto il dolore. In via Roma, a Lutrano, dove il 68enne abitava accanto al fratello Vittorino, è palpabile. Lascia la moglie e i 2 figli e una nipotina di appena 10 mesi. L'ex sindaco di Fontanelle, Ezio Dan, lo conosceva bene. Il suo lavoro era veramente attento a tutto quello che faceva, perché io l'ho visto lavorare, l'ho visto e non vedo questo momento particolare di dire ma la distrazione potrebbe essere questo, non so, gli inquirenti faranno le loro valutazioni. Io lo vedo un uomo maturo per l'età che aveva, ma soprattutto anche per tanta voglia che aveva ancora di continuare a lavorare e essere presente. A lungo trasportatore, poi alla guida di una cooperativa, infine il lavoro alla ditta di costruzioni. Uno che quando era stanco si fermava, riposava, uno che non ha mai esagerato nel proprio lavoro. Era impensabile, io quando ho ricevuto la notizia ero in macchina, ho dovuto anche fermarmi per dire Ivo no, non è questo, non è da capire cosa è successo, ma lui non ha mai esagerato perché sapeva le responsabilità che aveva, sapeva che era molto attento. L'ex sindaco Dan è della stessa classe di Bellotto. È un momento particolare che la classe 1955-56 lo ricordano con molto sgomento, perché queste cose qua non dovrebbero succedere, purtroppo è successo, ma a chi è esperto e chi sapeva cosa che stava facendo.
Sulle strade ora con diversi incidenti, a cominciare da quello registrato in via Solana a Fonte, coinvolte 3 vetture per un totale di 5 persone. All'interno della vettura è ribaltata sul fianco, la vedete nelle immagini, una mamma con 2 bambini di 2 e 5 anni di Maser, feriti fortunatamente in modo lieve, accompagnati in pronto soccorso a Castelfranco dall'ambulanza di Pedemontana Emergenza. Questa mattina invece un altro incidente a Colfosco di Susegana in via Mercatelli, dove si sono scontrati un'auto ed un mezzo pesante finito parzialmente fuori strada, un ferito. I pompieri arrivati da Conegliano hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l'automobilista rimasto ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del 118. Ed ancora in prognosi riservata invece il 19enne rimasto gravemente ferito la notte del 30 aprile, tra il 30 aprile ed il 1 maggio in via del Colle a San Pietro di Feletto. Il ragazzo del posto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e schiantandosi contro gli alberi di un giardino di una casa. Ed oggi pomeriggio l'ultimo saluto ad Elena Agostoni, l'impiegata comunale morta tragicamente dopo essere precipitata per diversi metri nel bosco delle Penne Mozze. Domenica scorsa in chiesa oltre 300 persone si sono strette attorno a Chiara e Fernanda, le figlie straziate dal dolore. È il pianto rotto di Chiara, una delle figlie, sorretta nell'avanzare dalla zia ad accompagnare Elena Agostoni nell'ultimo viaggio, l'ingresso della bara bianca ricoperta di fiori coloratissimi nella chiesa di Cusignana di Giovera del Montello. È mancata all'affetto dei suoi cari improvvisamente Elena, precipitata per oltre 50 metri mentre percorreva il sentiero San Gaetano nel bosco delle Penne Mozze, in mezzo a quella natura, ricorda Don Dionisio, che tanto amava. E come diciamo noi, il destino l'ha rapita. Non ce l'ha fatta Elena, quella caduta le è stata fatale. A piangerla oggi sono a centinaia. Oltre alle amate figlie, Chiara e Fernanda, anche diverse comunità rappresentate dai loro sindaci. Riese, Loria, Volpago, Resana, Vedelago. Quest'ultimo comune in cui Elena da 2 anni aveva il ruolo di vice segretario generale e responsabile dell'anagrafe. Molti di voi conoscevano la dottoressa Agostoni, una donna professionale, riservata, puntuale e tanto dedita al suo lavoro. Ma per me Chiara era la mamma che ci faceva sempre il tè quando eravamo giù, la mamma che ci portava a vedere i mattoni al cinema Edra, a cui ci eravamo anche tanto appassionate. È Fernanda a trovare il coraggio di raccontare la mamma. Mi ricordo di quando ero piccola e la trovavo in cucina tarda notte a cucire i vestiti per il saggio di pattinaggio di me e Chiara. Una donna forte, felice, suonava il pianoforte, amava il giardino, la sua casa era il rifugio degli affetti. Un amore che supera i confini del cielo e della terra, quello di Elena per le figlie, racconta un'amica. Chiara Fernanda, la mamma faceva e avrebbe fatto di tutto per voi. Arriverà un momento, vi accorgerete che la mamma rimarrà viva attraverso di voi. Si rivolge alle figlie di Elena, la zia. Se volete trovare un po' della mamma, la potete trovare ciascuna di voi in vostra sorella. Ed è proprio Fernanda a dare l'ultimo saluto alla mamma con le parole di Fabrizio De André, cantautore che Elena tanto amava. Vorrei poter concludere con una frase di De André, che è sempre piaciuta tanto a mia mamma. E come tutte le più belle cose, questi sono un giorno come le rose. Non fate i furbi con me, sono queste le parole di un 82enne che ha sventato il tentativo di una truffa. Si tratta del classico finto incidente accaduto a Casale sul Sile. Una coppia di 23 e 21 anni aveva gettato contro l'auto dell'82enne forse un sasso, poi lo avevano raggiunto e fermato sostenendo che la sua guida incauta aveva urtato contro la loro macchina, con il chiaro intento di chiedere poi un risarcimento immediato per evitare ulteriori passaggi burocratici e risolvere subito la questione, ma l'anziano non si è fatto intimorire, costringendo i truffatori ad allontanarsi. Ma poco dopo i due sono stati fermati dai carabinieri che stavano controllando l'auto. L'anziano, trafelato, si è avvicinato ai militari spiegando loro quello che era accaduto e di non essere tuttavia caduto nel tranello architettato dalla coppia. La posizione della coppia denunciata per tentata truffa aggravata in concorso e danneggiamento sarà ora al vaglio della magistratura.
Aziende nel mirino dei ladri, raid fra via Marconi e via Mattei a Quinto. L'altra notte un imprenditore ha inseguito i malviventi. I ladri nella notte tra lunedì e martedì hanno preso di mira le aziende fra via Mattei e via Marconi nella zona industriale di Quinto, ma più che bottini cospicui ad essere ingenti sono stati i danni provocati dai malviventi, cancelli divelti, porte scassinate. In una ditta hanno fatto irruzione raggiungendo gli uffici, qui sono riusciti ad impossessarsi di 2 cellulari ed una somma di circa 200 euro. Poi hanno continuato il raid sperando di poter portare via altri valori, ma gli è andata male. In un'azienda è scattato l'allarme, costringendoli alla fuga. In un altro caso i malviventi hanno dovuto fare i conti con l'arrivo del titolare che li ha messi in fuga inseguendoli per un piccolo tratto. In entrambi i casi avevano già forzato gli ingressi delle strutture. I ladri poi si sono dileguati facendo perdere le tracce. Su questi colpi compiuti e tentati ora stanno indagando i carabinieri che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Un'area, fra l'altro, come ci hanno spiegato alcuni imprenditori, controllata da diversi occhi elettronici. Non solo, ma la maggior parte delle aziende sono dotate di impianti di allarme. Il maltempo, ora la pioggia delle ultime ore ha fatto franare un tratto di scarpata della tangenziale di Treviso. Vediamo. È stato riaperto nel pomeriggio con senso unico alternato questo tratto di strada laterale alla Castellana sotto il cavalcavia della tangenziale di Treviso a Castagnole. Oltre 100 metri quadrati di manto erboso letteralmente scivolato in strada dalla scarpata a causa delle piogge intense della scorsa notte, che però non ha compromesso la staticità della tangenziale, ma anche di una situazione meteo che ha salutato il mese di aprile come uno dei più piovosi degli ultimi anni dopo un marzo da record. Una situazione che soprattutto in pedemontana è costantemente monitorata con microfrane nelle località già colpite in passato. Sentieri in costa tra Cisone e i laghi di Revine, viottoli sulle colline tra Asolo e Maser sono solo alcuni punti dove la prevenzione, come quella delle scorse settimane tra Valdobbiadene e Nemiane, ha evitato ciò che invece è accaduto a Treviso. Una situazione meteo destinata a durare seppur con fasi altalenanti. Sì, la primavera è così, abbiamo dei veloci cambiamenti, anche le configurazioni, quindi la distribuzione della pressione cambia velocemente e quindi ora la situazione gradualmente va migliorando, ma molto lentamente. Perché? Perché la pressione aumenta e questo pian pianino costituirà un blocco ai prossimi sistemi perturbati. Comunque domani ancora, soprattutto nella seconda parte, avremo delle precipitazioni anche di una certa intensità, anche se non dovrebbero essere preoccupanti. Previsioni positive per domenica, per un appuntamento importante, tutto in rosa. Avremo un cielo poco nuvoloso o sereno, le temperature accettabili, non caldissime. Pomeriggio, ma tardo pomeriggio potremmo avere un aumento della nuvolosità, qualche piccolissimo fenomeno, ma nulla più. Ma le previsioni del meteorologo coinvolgono anche Vicenza e le penne nere. E sono positive, nel senso sabato abbiamo ancora un po' di instabilità, potremmo avere un po' di instabilità. Quello che è importante per domenica è previsto cielo all'insegna del poco nuvoloso o sereno, quindi un raduno veramente all'insegna, e questo non guasta, del bel tempo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, siamo alla politica. Nonostante la posizione in fondo alla lista dei candidati della Lega alle europee nella circoscrizione nord-est, la scelta di candidare il generale Vannacci spacca la Liga. Il governatore Zaia voterò un Veneto, il sindaco di Treviso Conte irritato per le parole sui disabili. Noi siamo per l'inclusione, venga a Treviso e cambierà idea. Dalle parole sui disabili a quelle su Mussolini, la candidatura del generale Vannacci voluta da Salvini continua a spaccare la Lega, soprattutto in Veneto, che non ha mai digerito i candidati calati dall'alto, estranei alla storia della Liga, della quale non sembrano condividere alcun valore. Anche in via Bellerio devono aver annusato l'aria, visto che Vannacci nella circoscrizione nord-est non è capolista, ma in fondo ai nomi in lizza per Bruxelles. Il presidente del Veneto Zaia prende le distanze. Posso dire che alcune dichiarazioni che sono state fatte non le condivido rispetto al tema delle classi separate per i disabili, piuttosto che il tema del Mussolini statista, ma mi fermo qui. E a chi gli chiede se lo voterà risponde così: io i miei candidati, fra l'altro, mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che non sia veneto, per cui io scelgo i veneti.
Sulla stessa linea il sindaco di Treviso Conte, che a margine della presentazione del festival Robe d'Amati, elogiando l'attività della cooperativa Solco, da anni impegnata a sostenere persone con situazioni di disagio psichico, non tollera le parole del generale sui disabili, invitandolo a Treviso. Noi siamo per l'inclusione, siamo per l'aiuto, per il sostegno, per il non giudizio, e credo che questa sia la direzione giusta, indipendentemente poi dalle idee che ognuno di noi può avere. Io sto dalla parte dell'inclusione sempre, e Solco è una realtà fantastica che insegna molto, e magari se il generale Vannacci entrasse in contatto, basta conoscere questa realtà, forse cambierebbe idea. E ieri è scaduto il termine per la presentazione delle liste nelle 5 circoscrizioni in vista delle europee. Quella dell'Italia nord-orientale comprende Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Vediamo un po' di nomi. Con l'annuncio di Giorgia Meloni, a seguire in ordine di tempo quello di Carlo Calenda, sono 4 i big capolista in tutte le circoscrizioni d'Italia. A nord-est Giorgia Meloni, detta Giorgia, traina la lista di Fratelli d'Italia. Dopo di lei l'eurodeputato vicentino uscente Sergio Berlato, al terzo posto la deputata Alessia Ambrosi, nata nel Veronese. Tra i veneti Fratelli d'Italia schiera l'assessore regionale all'istruzione e formazione Elena Donazzan e il consigliere regionale veneto Luca Spavanetto. Primo della lista di Forza Italia il segretario nazionale Antonio Tajani, partito che schiera al terzo posto il deputato e coordinatore regionale Flavio Tosi. Tra i veneti troviamo Cristina Andretta, ex primo cittadino a Vedelago, ed Isabella Dotto, già assessore a Vicenza. La Lega ha come capolista il veronese Paolo Borchia, eurodeputato uscente. Per il Veneto schiera la veneziana Rosanna Conte, i trevigiani Alessandro Manera ed Alessandra Basso, la padovana Arianna Lazzarini e la vicentina Morena Martini. In testa alla lista del PD c'è invece il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, riconfermati gli uscenti Alessandro Zan ed Alessandra Moretti, in pista anche Andrea Zanoni. Azione punta su Carlo Calenda, con lui dal Veneto in lista l'imprenditore padovano Carlo Pasqualetto ed il padovano sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello. Sabrina Pignedoli, eurodeputata uscente, è capolista per il Movimento 5 Stelle. Con lei ci sono il fondatore di Banca Etica Ugo Biggeri e lo storico attivista pentastellato vicentino Andrea Bardin, oltre all'opitergina Maria Angela Ferri. L'unica veneta capolista nel nord-est per Alleanza Verdi-Sinistre Cristina Guarda, consigliera regionale nata a Cologna Veneta. Debutta come candidato alle europee il veronese Vito Comencini, ex deputato della Lega, che corre in Libertà di Cateno De Luca, capolista con altri 19 simboli. Forza Nuova schiera come capolista il segretario nazionale Roberto Fiore, che candida nel nord-est il veronese Luca Castellini, vice segretario nazionale. Stati Uniti d'Europa schiera 2 veronesi, Davide Bendinelli, sindaco di Garda in quota Italia Viva, e per Più Europa Giorgio Pasetto. In corsa anche le altre liste: sul Tirole Volkspartei, Alternativa Popolare, Unione Cattolica Italiana, Democrazia Sovrana Popolare, il Partito Animalista, Italexit, Pace Terra Dignità e Italia dei Diritti De Pierro. Viva la resistenza, Free Palestine, Slava Ucraini, gloria all'Ucraina, scritto a caratteri cubitali sulle mura del cimitero maggiore di San Lazzaro sul lato d'Osson di Casiera. A segnalarci le scritte una telespettatrice che ha ritenuto oltraggioso il luogo scelto, il cimitero di Treviso appunto, dagli ignoti che hanno deciso di esprimere così la propria opinione sui conflitti in corso in Palestina ed Ucraina. Da oggi a Treviso non si può più parcheggiare al multipiano Miani a 2 passi dal tribunale. Vediamo. E da oggi in tanti si stanno rendendo conto quanto sia utile questa Cenerentola dei parcheggi di Treviso, perché diciamocelo, tra i multipiani, quello sorto sulle ceneri della storica segheria Miani, tra la stazioncina di Santi 40 e quella centrale, questo è il parcheggio dimenticato da tutti. Lo dimostrano le condizioni della biglietteria, con rimostranze comprese, le luci che non si accendono più se devi salire a piedi, ma anche la pulizia generale, per non parlare degli atti di vandalismo messi in atto senza conseguenze, anzi con il materiale di vento lasciato lì chissà da quanto tempo. Ma adesso si è deciso di intervenire e allora tutti accorrono e corrono nel vero senso della parola a parcheggiare, senza badare minimamente a quei 2 cartelli gialli con scritta rossa che campeggiano all'entrata.
Poi c'è chi si ferma un po' interdetto. Buongiorno. Non sapeva da oggi niente? No, non sapevo, scusi. Chiedo scusa. Poi chi becca la chiusura giusto la prima volta che decide di parcheggiare qui. Ha visto che è chiuso? Ho visto. E adesso cosa fa? E adesso torno indietro, cosa devo fare? Ma viene di solito a parcheggiare qua? No, io no, è la prima volta che vengo. Vabbè, adesso cercherò un altro posto. Poi dentro qualcuno verso l'uscita si giustifica così. Hanno messo fuori il cartello. Ah, non ho visto. Mi sta proprio riprendendo del plano. Sì, perché? Vabbè, grazie, mi scusi. Sì, è una questione di sicurezza perché... non ho proprio visto il cartello. Vabbè, grazie. Arrivederci. Che poi è la motivazione prevalente di chi ha parcheggiato. Venendo anche a 30 all'ora come si fa a leggere un cartello così grande? È un po' difficile, onestamente. Questa volta? Io credo, no. Mi era venuto il dubbio, volevo andare a leggerlo, però poi qua dentro non c'è nessun altro cartello identico, uguale, e sarebbe bene che almeno qua alle casse ci fosse un cartello che dicesse la stessa cosa. Ma insomma non c'è. Qualcuno obietta pure i cancelli costantemente aperti, quasi a dire che l'occasione fa l'azzardo, ben sapendo però che non durerà a lungo. Chi invece non se ne preoccupa minimamente è questo signore che, utilizzando l'area verde per qualche esercizio fisico, spera che il comune nel progetto di rilancio pensi magari anche a un'area fitness. Hai visto mai? Sanità, pratiche amministrative o richiesta di prestazioni. Attivo da oggi il nuovo sportello amministrativo online dell'ULSS 2 della marca trevigiana, che offre l'opportunità di espletare questi servizi senza doversi recare fisicamente negli uffici amministrativi dei distretti. Tra le pratiche che si potranno fare online c'è la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, l'aggiornamento dei dati in caso di cambio residenza, la richiesta di esenzione per patologie e per reddito, l'iscrizione di un nuovo nato al Servizio Sanitario Nazionale. L'offerta di servizi amministrativi online sarà prossimamente ampliata ulteriormente. Grande soddisfazione lo scorso fine settimana per un gruppo di studenti del Liceo Da Vinci di Treviso. Si sono aggiudicati uno dei premi delle Olimpiadi della Cultura e del Talento con un cortometraggio girato proprio qui, presso i nostri studi di San Biagio di Callalta. Immagini della premiazione della pattuglia trevigiana del Liceo Scientifico Da Vinci ai campionati di cultura del talento che per la 15ª edizione si sono svolti a Tolfa, un comune attorno a Roma. Non una classe ma un gruppo di studenti che si sono aggiudicati il primo premio nella sezione cortometraggi. Abbiamo dovuto svolgere delle prove come un cortometraggio, uno spettacolo teatrale, una prova fotografica o anche una specie di dibattito sotto forma di quasi maturità e anche una specie di staffetta mettendoci un po' in gara noi con le nostre abilità atletiche e rispondendo contemporaneamente a dei quiz di cultura generale. Quindi tutt'altro che una passeggiata dove i nostri si sono distinti per questa produzione. Questo corto l'abbiamo intitolato L'identità perché i nostri 6 personaggi che dovevano esserci nel corto erano alla ricerca di una nuova identità avendo perso diritti d'autore oppure il proprio autore e quindi abbiamo deciso di far interagire questi 6 personaggi sotto forma di una specie di quiz televisivo chiamandolo L'identità. Cosa avete provato quando avete vinto? Una grandissima soddisfazione, abbiamo lavorato per 3 mesi molto duramente trovandoci quasi ogni giorno con tutta la squadra e però è stato ripagato il nostro sforzo. Più importante quello che avete portato a casa come prodotto o il fatto che siete stati una squadra? Soprattutto il nostro spirito di squadra che è veramente ciò che ci ha permesso di ottenere questo bel risultato. E nel tempo delle individualità digitali la prova più importante è stata sicuramente essere squadra. Devono collaborare, devono parlare, devono litigare, devono approfondire, confrontarsi, saper cedere ai loro convincimenti e trovare una mediazione che sia ovviamente vincente. Ma a sostenere questi ragazzi c'è stata una squadra ancora più grande. Hanno collaborato genitori, docenti, gli uffici amministrativi, abbiamo avuto il supporto importante di Antena 3 che ci ha ospitati e di Centromarca Banca che ha sostenuto lo sforzo finanziario per arrivare fino alle finali nazionali. Già, perché in questa squadra una parte l'abbiamo avuta anche noi. Ringraziare tantissimo gli studio di Antena 3 Media Nord-Est perché abbiamo provato e abbiamo chiesto e ci hanno dato la possibilità di usare il loro studio. Subito.
Sì, quindi chiamate, quindi ci hanno detto sì, e allora siamo andati. Esempi da parte dei ragazzi per primi della capacità di tirar fuori il meglio ogni giorno. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Viabilità in primo piano, la variante di Longarone è un'opera indispensabile da fare bene, commenta così il sindaco Roberto Padrin dopo l'incontro con i vertici di Simico per illustrare il progetto nel dettaglio, in particolare il superamento del tratto fra la confluenza del Piave Maè all'area della fiera, ma il progetto sostenuto dai cittadini in trincea sembra destinato a naufragare. Trovare una soluzione attenta a risolvere il traffico ma anche l'impatto visivo. L'impegno sulla carta ci sarebbe, ma in mezzo potrebbero esserci ostacoli autorizzativi che farebbero naufragare la proposta di realizzare un tratto di strada cosiddetto in trincea. Variante di Longarone, l'opera da 400 milioni attesa per bypassare l'imbuto che da sempre crea disagi e rallentamenti al traffico sulla 51 di Alemagna, è supportata dai fondi destinati all'organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Secondo il progetto di Simico, la variante dovrebbe transitare per 500 metri all'altezza della fiera su un viadotto alto 10 metri per entrare più comodamente nella galleria di Castellavazzo. Una ipotesi non proprio gradita ai cittadini e nemmeno al comune di Longarone. Medesime le osservazioni, tutte rivolte a sottolineare l'alto impatto visivo dell'opera, e sulle prime sembrava che Simico e ANAS avessero colto la necessità di lavorare in trincea. Giusto una settimana fa le cose sono cambiate, eppure l'atteggiamento del commissario straordinario di governo e amministratore delegato di Simico Saldini e dell'ANAS che deve realizzare l'intervento. Il comitato variante di Longarone è insorto. Quando sembrava che l'incontro fosse una presa d'atto delle richieste oramai recepite, ci siamo trovati di fronte a una netta posizione di contrarietà e di inflessibilità. Simico e ANAS si sono detti contrari alla modifica del progetto per il rispetto delle leggi vigenti e per il rischio idrogeologico. Insomma, nulla da fare per il superamento del tratto fra la confluenza del Piave Maè fino all'area della fiera in trincea. Rimaniamo convinti che una soluzione diversa, migliorativa si debba trovare, afferma il sindaco Padrin, che guarda alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini. Il comitato è pronto a dare battaglia. Se non ci sarà un vero cambiamento del progetto, si rischia di assistere a un movimento di opposizione che propone addirittura di bloccare i lavori. Ha destato preoccupazione nei giorni scorsi la notizia della riconversione della vasca Tuffi, fiore all'occhiello della piscina di Belluno, mobilitate le società sportive, un danno enorme. Martedì in Consiglio Comunale il sindaco De Pellegrin ha smentito le dichiarazioni del suo vice Paolo Gamba e dell'amministratore unico di Sportivamente Belluno, Andrea Terribile. Io credo che anche questa volta, come in tante altre occasioni, si stia parlando assolutamente del nulla. Credo però sia giusto dire le cose come stanno e mi auguro che unica parte positiva di questa divulgazione su tutti i canali possa servire a diffondere sempre di più lo sport natatorio e che magari qualche associazione in più venga a fruire della nostra piscina. Smentisce le dichiarazioni del suo vice Paolo Gamba e dell'amministratore unico di Sportivamente Belluno Andrea Terribile, che la settimana scorsa avevano annunciato la riconversione della vasca Tuffi, che è fiore all'occhiello della piscina comunale. Il progetto presentato prevedeva la variazione di bilancio di 150.000 euro per l'innalzamento di 2 metri della vasca e lo smantellamento dei trampolini. Apriti cielo, le società di tuffi, nuoto sincronizzato e subacqueo. Un danno enorme chiudere. Non avere la vasca Tuffi significa perdere un luogo essenziale dove fare didattica. Parole riportate nella domanda di attualità sottoscritta dai consiglieri Nicolini e Candeago di Belluno di Più e Olivotto e Bavasso di Insieme per Belluno Bene Comune. Si chiede gentilmente di conoscere perché le commissioni preposte non siano state adeguatamente informate e non vi sia stata alcuna discussione in merito. Si chiede gentilmente di conoscere quale sia il progetto sportivo in ambito natatorio per la città di Belluno, nel caso dove verrebbero dirottati i gruppi sportivi che svolgono attività che non sarebbero più praticabili in piscina a Belluno. Il progetto di Sportivamente ancora agli albori era stato presentato al Comune e il Comune l'aveva accolto, se è vero, come era vero fino a martedì, che era stata inserita una variazione a bilancio. Il sindaco ha messo in chiaro le cose a partire dal bilancio della partecipata. Si sta lavorando su un progetto complessivo di efficientamento dell'utilizzo degli impianti sportivi, partendo dalla premessa che i bilanci di Sportivamente Belluno
non sono in equilibrio. Verifica dei costi per abbassare la spesa, la missione di Palazzo Rosso che sta ragionando su più progetti. I 150.000 euro stanziati con la variazione di bilancio per l'aumento del capitale sociale sono finalizzati a iniziative volte a favorire un maggiore utilizzo degli impianti e ad ampliare la platea dei fruitori. Serviranno dunque a finanziare gli interventi che insieme a Sportivamente si deciderà di avviare per perseguire questi obiettivi. Perplessa la minoranza che resta preoccupata in attesa di avere chiarimenti anche sulle risposte contraddittorie sentite in Consiglio. De Pellegrini ha parlato di aumento di capitale, il vice gamba di un cofinanziamento per il lavoro da parte di uno sponsor, ha commentato Lucia Olivotto, in attesa del coinvolgimento delle commissioni che fino ad ora restano organi istituzionali solo sulla carta. Lo sport con il volley, il Belluno rimane aggrappato alla serie di semifinale con il risultato di 3-1, supera la Smart System Fano nel match casalingo, spinti da un pubblico encomiabile. I rinoceronti alzano il livello in termini di intensità e qualità in ogni fondamentale, nonostante la falsa partenza mettono all'angolo una signora squadra come la Virtus grazie ad un Andrea Schiro a tratti inarrestabile e a un Antonacci presentissimo al centro, a un Ferrato ispiratissimo ed in generale a una prova corale di spessore. I bellunesi ci credono e trovano le energie fisiche e mentali per rimettere tutto in discussione e proiettarsi verso gara 3, la bella che metterà in palio la finalissima dei playoff di A3 contro il Personal Time Sandonà. Non potevamo mollare, le prime parole di coach Colussi, pronto a guidare il suo team a Fano nella fase più avvincente della stagione. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La perturbazione scivola progressivamente verso i Balcani. Venerdì 3 maggio, tuttavia, il tempo sarà ancora instabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo molte nubi con precipitazioni dapprima sparse, poi via via più diffuse un po' ovunque. Fenomeni intermittenti nel corso della giornata. Neve sui 1500-1800 metri sulle Dolomiti, dai 1800-2100 metri sulle Prealpi. Temperature stazionarie, minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto, avremo piogge ovunque, in genere deboli, localmente moderate. Quota neve tra 1600 e 1800 metri. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, come ci indica la grafica. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime sui 17-18 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.